interessati. Grazie a voi, grazie a voi. E allora noi siamo in chiusura della puntata, seconda dedicata a Longobucco in provincia di Cosenza. Venite a visitarla anche d'inverno. Fa freddo che fa freddo, però catenano un mantello da ubriacante, ve lo daranno e starete caldissimi. Vi ricordo di seguirci tutti i giorni, dal lunedì a sabato alle 21:30, la replica il giorno successivo alle ore 8 e alle ore 14:10. Naturalmente su 8 Video Calabria, una televisione in movimento, ma siamo noi che ci muoviamo. E ci muoviamo per raccontarvi quanto di bello c'è nella nostra regione. Sapete che devo fare? Ci vediamo domani. Cedo la linea ai nostri amici calabrotti. Ah, visto prima, quando cosa bella, Longobucco, per le tappeti, per la lavorazione all'uttavaio, insomma, i prodotti tessili, è famoso in tutto il mondo, dove sai pensare che è una storia, c'è una storia là, c'è una tradizione del tessile che davvero fanno certe cose belle, belle, belle davvero. Ma facciamo una cosa, un giorno, una domenica, che è una bella giornata magari, con va assai freddo, ne facciamo una camminata. Ah, gioia mamma, ci vengo volentieri, solo che c'è un problema. Che problema, ma? C'è il problema che si può venire a partita. Ma, e ci portiamo, dici con la siamo a casa. Ah, e te re, come ci portiamo, che a Longobucco ancora c'è sulle cantine. Si vede alle cantine poi che non raccoglie giù alla casa. Non ti preoccupare, ma non ci facciamo capire niente. Come arriviamo là ci diciamo, a chi Longobucco, per piacere non parlate di cantine, che se no papà stasera poi non si raccoglie giù. Non si raccoglie davvero che se piglia anche una perucca e la piglia lo sonno davvero settata anche una seggia nella cantina. Beh, vabbè mammi, ma andiamo vediamo a dov'è papà, che così ci diciamo che un giorno che è una bella giornata ci andiamo a fare una bella camminata a Longobucco. Andiamo gioia mamma, andiamo. Beh, allora vi salutiamo a tutti quanti, arrivederci da Teresa, la calabrotta, e continuate a scriverci e a mettere mi piace su Facebook, i calabrotti. So benedetto Facebook ancora non l'ho potuto capire, mammi, poi te lo spiego. Buon proseguimento a tutti quanti. Arrivederci, gioia bella a tutti quanti, nepotini belli, belli, belli.